Lasciate che vi dia l'immagine di cosa costerà all'industria chimica pulire l'ambiente negli Stati Uniti. Ogni anno l'industria chimica negli Stati Uniti produce 300 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi. Rifiuti pericolosi, il 99% dei quali finisce direttamente nell'ambiente. Una parte di questi viene nascosta iniettandole in pozzi profondi, ma è sempre nell'ambiente. Ora, ciò che bisogna fare con i rifiuti tossici è distruggerli. Noi sappiamo cosa costerebbe distruggere tutti i rifiuti tossici prodotti dall'industria chimica americana. Costerebbe molto di più di tutti i profitti di questa industria. In altre parole, se l'industria chimica fosse obbligata a fare le cose giuste dal punto di vista ambientale, finirebbe in bancarotta. Inoltre, sta già cominciando negli Stati Uniti, come qui, una rivolta contro i prodotti chimici, ad esempio le plastiche. A New York, nello stato di New York, ci sono 2 leggi, non ancora passate, per fermare l'uso di piatti e bicchieri di plastica nei fast food. Ciò che voglio dire è che il prodotto delle industrie è già stato attaccato dai consumatori. Lasciate che vi ponga questa domanda. Voi sapete del buco dell'ozono, il danno della luce ultravioletta che raggiunge la superficie causando gravi e seri danni. This is also due to products of the chemical industry. E questo è anche un risultato dei prodotti dell'industria chimica. Proprio questa settimana c'è stato un rapporto scientifico che dice che è troppo tardi per prevenire seri danni nei prossimi 20 anni. Ci saranno danni in tutto il mondo. Supponete di aggiungere anche questo costo e di obbligare l'industria chimica a pagare. Ciò che dico è questo. Le industrie costruite dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'industria chimica, l'uso dei fertilizzanti e pesticidi nelle fattorie, i motori di auto ad alto rapporto di compressione che causano smog, tutte queste cose sono stati successi economici, perché non abbiamo ancora pagato il costo ambientale. E questo è un punto politico, perché è la stessa tecnologie produttive che hanno inquinato l'ambiente ci stanno portando verso una crisi economica. Cosa direte quando l'uso delle sostanze chimiche in Emilia-Romagna avrà distrutto l'industria della pesca e quella del turismo nell'Adriatico? Ciò che dico è che ci sono ragioni economiche molto serie per le quali dobbiamo cominciare ad esercitare un governo democratico sui mezzi di produzione. Ora, fatemi finire con alcune osservazioni sullo stato del movimento ambientalista negli Stati Uniti. Posso farlo parlando dei rifiuti solidi urbani. A New York, per esempio, stiamo lottando per impedire all'amministrazione di costruire 8 enormi inceneritori per bruciare i rifiuti. E noi invece diciamo, proprio come dite voi, non abbiamo bisogno di bruciare i rifiuti che producono diossina ed altri inquinanti, possiamo riciclarli. Ora, la cosa più interessante è che le maggiori organizzazioni ambientaliste stanno sostenendo l'incenerimento controllato
che però non funziona. E ora vi darò una concreta illustrazione delle ragioni politiche di ciò. In una di queste organizzazioni, 2 anni fa, i ricercatori concludettero che le ceneri provenienti dagli inceneritori avevano talmente tanto piombo e cadmio che dovevano essere trattate come sostanze pericolose e messe in discariche per rifiuti pericolosi. E così andarono dai fabbricanti di inceneritori e chiesero: bene, perché non lo fate? La risposta fu che sarebbe stato troppo costoso, che questo avrebbe ucciso le industrie, e così per 2 anni questa organizzazione rimase tranquilla su questo problema. Il problema dei rifiuti dimostra ancora una volta l'assoluta importanza di una decisione democratica sulle tecnologie da usare. E voglio chiudere sottolineando la relazione con l'incontro che presto si effettuerà qui su Martin Luther King. There's a very interesting parallel, because Martin Luther King fought an enormous battle in the beginning of his career to remove the injustices against minorities. C'è un parallelo molto interessante perché Martin Luther King all'inizio della sua carriera ha lottato molto strenuosamente contro le ingiustizie e contro le minoranze. Ma negli ultimi anni, prima della sua morte, egli comprese che c'era un problema più fondamentale: il controllo democratico dell'economia. E c'è un interessante parallelo, perché proprio ora il successore di Martin Luther King, Jesse Jackson, sta conducendo una campagna politica per i diritti civili, per i diritti delle donne, per l'ambiente. E il suo principale messaggio, che incidentalmente moltissimi americani stanno ascoltando ora, il suo principale messaggio è che dobbiamo lottare contro le corporation. Così io credo che ciò che avete incominciato qui, con i sacchetti di plastica, ciò che è cominciato a Montalto di Castro, sia proprio il modo giusto per risolvere il problema ambientale. But you have to realize that you have begun, yes, a new spring of the environment. Dunque devi realizzare che sì, abbiamo cominciato un nuovo primavera dell'ambiente, but that new direction must take you into politics. ma che questa nuova direzione deve per forza portarvi alla lotta politica. Noi dobbiamo, per l'ambiente come per tutti gli altri movimenti, noi dobbiamo cominciare a muovere la democrazia verso il controllo dell'economia. Grazie.